Il bilancio 2017 dell'ASL 4 chiude con un pareggio ottenuto non senza fatica ma con soddisfazione. Ad illustrarlo la direttrice generale Bruna Rebagliati, che sintetizza alcuni dei passaggi chiave della sanità nel Tigullio. Abbiamo attivato nuovi servizi all'interno delle strutture dell'azienda, completamente rivisitato la riabilitazione territoriale, quindi disabilità congenita, acquisite, riabilitazione motoria, portandole tutte all'interno della struttura di Chiavari, con grande soddisfazione dei nostri assistiti che ora trovano una risposta di grande valore all'interno degli immobili aziendali. Dal punto di vista strutturale, l'apertura della palazzina per i pazienti psichiatrici all'ospedale di Lavagna ha consentito una riorganizzazione degli spazi, favorendo la nascita effettiva di quello che diverrà un DEA di primo livello. Beneficiari in primis sarà il pronto soccorso. Stiamo facendo la progettazione esecutiva, ma stiamo già lavorando per spostare l'attuale pronto soccorso nei locali dell'ex SPDC per permettere l'avvio dei lavori. Abbiamo proprio fatto una progettazione a lotti perché ovviamente l'attività del pronto soccorso non si interrompe mai e quindi ci vorrà un po' più di tempo per avere l'intero pronto soccorso completamente raddoppiato nelle sue dimensioni e interamente operativo, ma sarà un grande pronto soccorso. Il quadro complessivo dei servizi offerti si armonizza con quello demografico in un territorio dove il 29% degli assistiti ha più di 65 anni. La sfida del futuro si gioca sulla cronicità. Vincere la sfida sulla cronicità vuol dire lavorare sulla prevenzione, quindi sugli screening, sugli stili di vita, ma anche su una più virtuosa gestione della cronicità, e quindi l'integrazione tra l'ospedale e il territorio e la riabilitazione rappresenta sicuramente uno degli aspetti più importanti da affrontare. Abbattute significativamente le liste d'attesa, ora l'ASL 4 guarda al futuro, dove potrebbe avere un ruolo importante anche il privato. Questa rientra negli indirizzi programmatori regionali, sicuramente è un'opportunità da non sottovalutare. Il cittadino potrebbe ricevere un servizio aggiuntivo senza alcuna differenziazione rispetto a quello che è abituato a ricevere.